Poi le immagini della transumanza di pecore ed agnelli che attraversano i paesi del Friuli per la gioia dei più piccoli. Vedremo in particolare le immagini che ci arrivano da Porcia e da Ampezzo. E poi la pagina sportiva con la pace fatta tra squadra e tifosi, lunghi applausi dopo la partita di ieri sera. Questo e altro ancora nel nostro TG, a tra pochissimo. Legge sul commercio, la grande distribuzione sfida la regione, tanti centri commerciali e le catene di supermercati aperte. Nonostante il divieto normativo, la polizia locale stila 7 verbali a Udine, 5 a Gorizia. Nel pomeriggio una donna è morta dopo essere scivolata lungo il sentiero del Monte Plauris a 1600 metri di quota. L'incidente è accaduto davanti agli occhi dei 7 compagni di escursione. Saranno celebrati giovedì alle 15 in Duomo a Gemona i funerali di Salvatore Varisco, tra i protagonisti della ricostruzione in Friuli dopo il terremoto del 76, spentosi ieri a 88 anni. La transumanza diventa momento di festa nei paesi attraversati da greggi di pecore e agnellini, lo stupore e la gioia dei più piccoli, ecco le immagini che ci arrivano da Porcia e da Ampezzo. L'Udinese va sotto e non perde, non era mai successo quest'anno al Friuli, applausi e stadio pieni grazie al CONI Day, tifosi di sempre, bello essere in tanti ma non venite solo ogni tanto o per criticare. Risveglio speciale oggi in Pedemontana nel comune di Porcia, a Talponedo alle 7 di mattina un gregge di pecore con numerosi agnellini accompagnato anche da un paio di asini ha risvegliato con un'insolita immagine gli abitanti e fatto attendere qualche automobilista mattiniero passando lungo via della ferrovia in arrivo da Ceolini attraversando la statale 13. Le immagini che state vedendo sono state girate da Raffaele Padrone. Anche in altre parti del Friuli oggi si sono viste scene simili, altre immagini si riferiscono ad Ampezzo. Altro gregge, altro momento della giornata, ma sempre lo stesso momento di gioia per i più piccoli e di ricordi di altri tempi per i più anziani. Le immagini sono in questo caso di Massimiliano Zilli. Ed ora scopriamo insieme la vignetta preparata per noi da Fernando Venturini.